Gianmichele Passarini, presidente regionale di CIA e vicepresidente nazionale, al nostro microfono traccia un bilancio di quella che è stata l'annata agricola tra luci ed ombre. Andiamo a sentire cosa ci ha detto. Gianmichele Passarini, presidente CIA Veneto, l'occasione è quella anche di fare un bilancio di quella che è stata l'annata 2025 per quanto riguarda CIA, luci ed ombre. Possiamo riassumerle? Ma è un'annata che sicuramente ha avuto qualche ombra in più rispetto alle luci. Abbiamo avuto difficoltà sicuramente produttive per quanto riguarda i cambiamenti climatici che hanno impattato. C'è un tema che riguarda anche la valorizzazione, se pensiamo ai cereali, spesso le nostre aziende fanno fatica a fare bilancio. Ovvio ci sono alcuni settori che hanno tenuto, pensiamo al vitivinicolo che comunque anche quello sta entrando in una piccola bolla di difficoltà, e poi c'è stato il tema ovviamente dei dazi, delle guerre, del flusso di quello che è stato l'aumento dei costi di produzione, che ovviamente porta le nostre aziende a correre ad handicap rispetto ad esempio ad altre aziende che si pongono nel mercato europeo e mondiale. Per quanto riguarda alcune situazioni in merito ai dazi, qual è la posizione CIA? Ma è ovvio che la posizione CIA era quella che i dazi, se li avevamo a zero era meglio. C'è una posizione muscolare dell'America, lo abbiamo visto, questa voglio dire, tendenza che ha Trump nel relazionarsi in modo abbastanza forte. È ovvio che noi cerchiamo di mantenere sempre quello che è un rapporto di dialettica, non va mai bene entrare in una guerra perché saremmo penalizzati. L'altro tema invece è come riusciamo a rispondere sul fronte europeo, perché spesso parliamo dei dazi, ma io ricordo che spesso all'interno dell'Europa la difformità normativa porta ad avere delle concorrenze sleali interne che spesso fanno più male dei dazi degli Stati Uniti, che ovviamente impattano in maniera negativa sulle nostre produzioni, in questo caso quelle venete e l'agroalimentare veneto. Capitolo Veneto, dall'anno prossimo bisogna rimboccarsi le maniche. Voi come associazione che cosa chiedete alla politica regionale? Sì, non dall'anno prossimo, dal 25 di novembre, perché l'agricoltura veneta è un'agricoltura d'eccellenza importante, vale quasi 8 miliardi sullo scenario nazionale, ma è un'agricoltura che deve essere accompagnata, una politica agricola che ci farà tribolare. Saremo al 18 dicembre a manifestare contro la von der Leyen, perché questo non è ciò che ci aspettavamo. Ma poi ci sono tutti i problemi legati all'ambiente, ai temi assicurativi, ai temi produttivi, alla filiera che va ricondotta in un approccio più redditivo per le nostre aziende. Spesso il valore si perde, c'è anche la necessità di organizzare meglio l'offerta, un'offerta che deve essere organizzata ovviamente con la logica di un buon management per affrontare quello che è le sfide che ci pone il mercato. E su questi aspetti noi saremo lì in prima linea, perché riteniamo fondamentale e centrale l'agricoltura e l'agricoltore. Altrimenti le nostre aree, soprattutto venete, se non abbiamo questi presidi, rischiano di essere abbandonate e quindi di venire giù qualora ci siano delle problematiche climatiche, se qualcuno non le tiene gestite.